Una ventina di abitazioni ubicate tra le contrade agrigentine Petrusa e Caltafaraci sono al buio dalla notte tra mercoledì e giovedì scorso. La causa è il furto di cavi dalle linee elettriche dell'Enel. La zona colpita è quella, per intenderci, attraversata dalla strada statale 122 Favara-Agrigento, conosciuta con il nome di zona Monaci. Un fenomeno delinquenziale dilagante, quello dei furti di cavi per l'estrazione del rame, che provoca non solo disagi alla popolazione ma reca danni anche alla società gestore del servizio. Secondo quanto raccontatoci da un abitante, per il ripristino della corrente l'Enel avrebbe parlato di un tempo di attesa che potrebbe sfiorare anche i 90 giorni. 3 mesi quindi sarebbero necessari a espletare la gara d'appalto e a eseguire in zona i dovuti lavori alla linea elettrica. Intanto le famiglie colpite dal disagio si arrangiano come possono. C'è chi ad esempio alimenta di corrente la propria abitazione grazie a un gruppo elettrogeno con spese di gestione non indifferenti.